È così. Ciao, ciao, Ciao. eccoci qua. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, No, buongiorno, no. buonasera, buon pomeriggio, dipende dal momento in cui ci state Allora guardando. diciamo un bel salve che Salve, va ben salve, salve, partito. noi siamo Andrea e Ramiro, Ramiro, i Papu, i Papu. anche quest'anno insomma, abbiamo presentato. Non molliamo, anche in tempi di lockdown, noi presentiamo il concorso scuole giunto alla nona edizione, Ecco, tutela, valorizzazione e promozione promozione del del patrimonio patrimonio linguistico e linguistico culturale del Veneto. Veneto. Ecco, È quindi è stata una grande elargizione di somme, 15.000 euro a tante scuole, un che di fracco questi di tempi e anche scuole. di tempi dell'anno scorso e È di quelli che stato verranno. molto bello, erano tutti molto Felici felici e voi sarete altrettanto no, felici sentendo nell'ascoltare il il saluto. saluto e il ringraziamento per tutto quello che avete fatto, il lavoro, eccetera, da parte degli enti promotori. Vai. Buongiorno amici, siamo all'epilogo della nona edizione della Festa del Popolo Veneto e per me è l'occasione per ringraziare veramente di cuore tutte le scuole che hanno partecipato. Parliamo di ben 81 scuole con 87 progetti su tutta la nostra regione. Un ringraziamento va fatto anche alle nostre Proloco che hanno coordinato e organizzato sui territori e ovviamente all'Istituto Scolastico Regionale. Abbiamo voluto con questa iniziativa promuovere e valorizzare la nostra identità culturale, la nostra lingua, quelle che sono le nostre radici e siamo contenti di averlo potuto fare con voi ragazzi perché pensiamo che sia un messaggio molto importante da dare, soprattutto in un momento come questo in cui l'emergenza Covid ci ha fatto assumere molte responsabilità come comunità e ci ha fatto anche sentire in modo più importante comunità e non a caso il nostro statuto, lo statuto della regione del Veneto, è l'unico statuto in Italia che parla di popolo, il popolo veneto. Noi siamo un popolo, ne siamo orgogliosi, abbiamo una radice comune, valori comuni, una storia che vede il Veneto, Venezia, come culla della cultura, della creatività, dell'ingegno, della libertà intellettuale e orgogliosamente portiamo avanti le nostre tradizioni, la nostra cultura, i nostri valori, sapendo che sono un valore aggiunto per noi, una carta in più da giocare nella partita della vita. Grazie a voi tutti e complimenti davvero per i lavori che ci avete presentato. Il 25 marzo, come ogni anno, nella data della Fondazione di Venezia, dovevamo celebrare la festa del popolo veneto con la premiazione di questo concorso sull'identità e sul patrimonio culturale del Veneto che noi abbiamo organizzato, rivolto a tutte le scuole. Sembrava impossibile vista la situazione, ma 2 mesi dopo, il 25 maggio, siamo riusciti a effettuare anche, seppur virtualmente, la premiazione, ma nella sostanza poi anche, e questo per concludere un percorso di cui noi dobbiamo ringraziare la lungimiranza della Regione Veneto e del suo assessore Cristiano Corazzari che ha voluto e portato avanti questa iniziativa, ma anche le Proloco del Veneto che hanno collaborato che voglio ringraziare, ma soprattutto le scuole che pure in questo momento di difficoltà hanno voluto essere presenti e hanno voluto celebrare con noi questa premiazione e questa festa. Buongiorno a tutti, sono Laura Donà, rappresento l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Siamo particolarmente orgogliosi come ufficio scolastico per avere visto e registrato la partecipazione di un numero consistente di scuole, perché ci sembra un segnale incoraggiante oltre che vitale questo di un incremento quasi il doppio di istituti scolastici che pur in una situazione di emergenza sanitaria, di attività didattiche sospese dal mese di febbraio, hanno comunque potuto presentare dei lavori
e di conseguenza stimolare nelle diverse classi di alunni di ogni ordine e grado alla vicinanza di tematiche cruciali perché rappresentano il patrimonio identitario delle comunità dove viviamo. Quindi una grande possibilità per tutte le scuole proprio per rendere vitale l'apprendimento, perché noi sappiamo che solo se gli alunni e le classi si espongono a possibilità di avvicinare apprendimenti vitali, i loro apprendimenti si consolidano e acquisiscono senso. Un grazie e un saluto particolare ai dirigenti scolastici, alle insegnanti, agli insegnanti, alle classi, agli alunni che si sono cimentati, che hanno avuto la forza, l'energia di presentare i lavori e anche di trovare la soddisfazione della premiazione. L'ufficio scolastico regionale vi sta vicino, si complimenta con voi e vi incoraggia a proseguire anche per il 20 e 21.